Buongiorno, sono Franca Carraro e mi occupo di design, ho uno studio stile e collaboro con varie aziende nazionali e internazionali da diverso tempo. Cosa significa per la vostra azienda essere un'azienda proiettata, diciamo, alla sostenibilità, al green? È una sfida, quindi è bella una frase che ho subito accettato meravigliosamente ad un corso, quindi siamo dei cercatori, quindi anche nel mio ambito è comunque una sfida, una progettualità nuova, una maniera di conoscere persone, avere a che fare anche con vari stimoli di aziende che sono completamente diverse dal tuo modo di pensare o anche nella produttività stessa è proprio una cosa completamente diversa. E essere green vuol dire il futuro, come diceva una mia amica, perché siamo diventati un po' tutti amici oggi e abbiamo in prestito questo mondo e lo dobbiamo restituire ai nostri bambini. Adesso va bene, una fase fatta da mamma più che da... Però se ci mettiamo un po' di queste cose componenti nel cuore, insomma, secondo me si va avanti. E anche comunque diventa una maniera anche di trovare nuovi mercati, nuove sensazioni, nuove politiche, sensibilizzare insomma in maniera positiva tutto quello che è il design. E ritiene che iniziative come quella del progetto Green Rose siano di stimolo, di utilità? Sì, assolutamente, perché soprattutto ora si cerca un po' di fare con un po' di tipo protezione, invece è la maniera efficace più bella di aprirsi e vedere che tutti i problemi che si hanno giornalmente si amplificano, però anche si sgretolano, no? L'importanza che gli davi te, cioè paragonarsi con una persona che fa cucina, una persona che fa muri, bioedilizia, tutte queste cose, insomma ti aggiorna culturalmente e anche ti senti parte di un gruppo e speriamo che sia il futuro, insomma, collaborare in gruppo per cambiare tutte le cose, le motivazioni, insomma. Ecco.